Buonasera a tutti, sono Betti Nicola, iniziamo il secondo webinar che organizza Enel Veneto con la tematica OS. Io insomma faccio un po' da moderatore, poi vi presento le due protagoniste di questo webinar, che sono la dottoressa Pellizzari e la dottoressa Zamarco. Ci diamo un po' di, come dire, di regole. La prima regola è disattivare l'audio, perché altrimenti si creano dei problemi, quindi vi chiedo appunto la cortesia di disattivare l'audio e lasciare l'audio attivo solo delle persone che parlano. Il webinar è registrato perché comunque già nei prossimi giorni, entro fine settimana, sarà disponibile nel nostro canale di YouTube per chi non può vederlo tutto, per chi lo vuole rivedere. Se ci sono delle domande le lasciamo alla fine, quindi alla fine ci ritagliamo gli ultimi 10 minuti per rispondere alle domande e potete usare la chat per scrivere le domande oppure insomma intervenire. Io adesso lascio subito la parola. Allora, le protagoniste del webinar sono, come dicevo prima, Marinella Pellizzari, che per Enel Veneto si occupa, è la coordinatrice, quindi la referente, la nostra responsabile a livello Veneto di tutti i corsi OS, che ci farà una panoramica su quelle che sono le nuove, diciamo, regole che la Regione ci impone con la nuova direttiva che è in avvio. E poi Federica Zammarco, che per ENEIP segue abbiamo scoperto prima con Federica, da quasi 20 anni i corsi OS per ENEIP nella zona del Veronese, e che andrà più nello specifico invece su quelle che sono le regole di ingaggio, quindi come si partecipa, quindi come è organizzata la selezione per partecipare al corso OS, e poi soprattutto come è strutturato il corso sia per la parte di lezione che per la parte di tirocinio. Io direi che la parte mia è terminata, lascio la parola alle protagoniste del webinar, quindi lascio la parola a Marinella che presenta la parte della nuova direttiva. Bene, buonasera a tutti, mi fa piacere che anche questa sera siamo molto numerosi. Due parole sul perché ENEIP Veneto organizza questi webinar. Come magari qualcuno di voi era già presente al webinar di 15 giorni fa, riteniamo che sia un servizio importante da offrire alle persone interessate a intraprendere questo percorso formativo. L'abbiamo fatto con una testimonianza diretta di un operatore che quindi ha potuto spiegare qual è la sua attività. Oggi invece la vera protagonista sarà la collega Federica Zamarco, che è un tutor senior e che ha un'esperienza estremamente forte e significativa nell'organizzazione e nella gestione di un corso per operatori sociosanitari. Tanto per darvi un dato, Federica in questo momento sta gestendo nella provincia di Verona ben 5 corsi per operatori sociosanitari presso i nostri centri della provincia di Verona, che sono Legnago, Isola e Verona stessa. Allora, attualmente ENEIP sta gestendo corsi della precedente DGR. Che cos'è una DGR? È una delibera della Giunta regionale del Veneto ed è un documento in cui la Regione dice chi, come e che cosa intende fare. In questo caso la delibera 1253, che è recentissima, del 14 settembre 2021, regola quelle che saranno le indicazioni e il numero di corsi e lo sviluppo del corso stesso per il 2022 di fatto. Ora,
Sostanzialmente credo che ormai tutti voi, e poi lo spiegherà meglio Federica, sappiate che un corso OS ha una durata di 1000 ore. Questo non cambia con la nuova DGR, non cambia con la nuova DGR neanche il numero delle ore di teoria e delle ore di tirocinio. Cambiano alcune indicazioni rispetto a un elemento importante che è per esempio la sorveglianza sanitaria. Questo è forse l'elemento più importante che è meglio dichiarare subito. Ogni corsista OS che ha superato la selezione, che inizia il percorso formativo, deve sottoporsi a una serie di esami strumentali e di visite mediche che garantiscono la sua abilità a svolgere questa professione. Ecco, la pandemia ha comportato ovviamente uno sconvolgimento nelle regole del gioco, nel senso che è entrato un elemento come la vaccinazione contro il Covid e con questa DGR si pongono delle indicazioni ben precise sul fatto che nella sorveglianza sanitaria sia si dice consigliato, ma subito dopo vi spiegherò perché questo consiglio è di fatto un obbligo, la vaccinazione contro il Covid. Perché lo si dice? Lo si dice perché l'esperienza degli ultimi 2 anni, che è stata per certi aspetti drammatica in alcuni momenti, in alcune situazioni, ci dice che nessuna struttura sociosanitaria, quindi nessun tirocinante, possa entrare in strutture sociosanitarie se non avendo completato il ciclo vaccinale. Voi capite quindi che è bene sgombrare il campo subito da questo elemento. La sorveglianza sanitaria per coloro che intendono intraprendere questo percorso formativo prevede che tutte le persone, oltre agli esami strumentali, alla visita, all'elettrocardiogramma, alla visita con il medico competente, eccetera, abbia completato il ciclo vaccinale. Questo è l'elemento che sicuramente è innovativo per forza di cose rispetto alle precedenti DGR. Un'altra delle cose importanti che valgono per questa DGR si riferisce a coloro che, cittadini stranieri, hanno svolto i propri studi all'estero. La Regione del Veneto pone come condizione per l'iscrizione al corso, quindi per la frequenza al corso, essere in possesso della certificazione B1 di competenza linguistica e della dichiarazione di valore. Senza questi 2 elementi si può anche superare la selezione, ma nel momento in cui si avvia il corso e la regione va a verificare i documenti di ognuno dei corsisti del corso, di quel corso, non accetterà se non questo tipo di documento. Questo è un altro delle novità assolute. Precedentemente la Regione accettava anche la traduzione asseverata, ora la Regione chiede la dichiarazione di valore. Vi dico che su questo sarà impossibile andare a mediazioni perché i corsi che noi stiamo attualmente facendo e portando a termine prevedono che se uno non ha la dichiarazione di valore non fa l'esame finale, quindi ha lavorato per 1 anno, ma non ha l'accesso all'esame finale con il resto del gruppo. Potrà fare l'esame finale fra 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, quando sarà in grado di produrre questo documento. Questi sono i 2 elementi che è importante voi conosciate. Un altro elemento importante è che non si parla più di corsi intensivi o estensivi, ma la Regione dice un corso può durare
da un minimo di 9 mesi ad un massimo di 18 mesi. Vi dico già che ENAIP Veneto si attesterà a una durata tra gli 11 e i 12 mesi massimo. Questo per permettere anche a persone che lavorano di poterlo frequentare. Chiederei a Nicola di passare alcune delle slide che avevamo preparato. Allora, ecco, come potete vedere, ho citato la DGR, ho citato la programmazione appunto 21-22 e qui vi indico già alcuni elementi. Con questa DGR ci saranno complessivamente in tutto il Veneto 65 corsi autorizzati, una parte nel primo sportello, una parte nel secondo sportello. Allora parliamo del primo sportello. Noi avremo l'indicazione di quanti corsi verranno assegnati ad ENAIP e di quali sedi saranno coinvolte l'8-11-2021. Prima di quella data né ENAIP né gli altri enti accreditati a svolgere questi corsi saranno in grado di dirvi dove effettivamente sarà collocato quel corso. Potrebbe essere, noi abbiamo una diffusione, se vuoi far vedere Nicola la slide precedente, noi abbiamo 18 sedi accreditate in Veneto, abbiamo la possibilità di effettuare corsi in 14 di queste sedi, ma ad oggi non siamo in grado di dire dove la Regione intende collocare questi corsi. Con il primo sportello noi avremo 7 corsi avviabili per ENAIP. Con il secondo sportello, di cui vi dirò le date, saremo in grado di avviare altri 7 corsi in ENAIP. Ok? Allora, qui vedete la distribuzione di tutte le nostre sedi in ENAIP. Saranno 7 di queste sedi quelle in cui si collocheranno i corsi ENAIP e saranno legati a una distribuzione territoriale che la regione indica. Eccola qua. Come potete vedere, sono coinvolte tutte le aziende sanitarie, dalla 1 alla 9, dalla 1 che è il bellunese, alla 9 che è il veronese, e sono già indicati dalla regione e dalle aziende sanitarie, ad essere collegate a questi territori, quanti corsi verranno erogati con il primo sportello e con il secondo sportello. Il primo sportello è quello a cui siete sicuramente interessati voi, che è quello che prevede il 15 di dicembre la prova di selezione e l'avvio previsto entro il 15 di febbraio. Ok? Il secondo sportello invece avrà un altro gruppo di corsi, quelli rimanenti tra quelli avviati nel primo sportello e il secondo sportello per arrivare a 65, il 18 di maggio la prova di selezione per i corsisti e il 30 di giugno come scadenza per l'avvio dei corsi. Ok? Quindi, come dire, la regione prevede, e non è un calcolo casuale, ma è la capacità di assorbire personale OS per dopo il 2022. La regione prevede di qualificare 1950 persone distribuite in tutto il territorio veneto, con questi corsi distribuiti azienda sanitaria per azienda sanitaria. Ok? Ce ne sono dal bellunese, diciamo, alla provincia di Rovigo, nel veneziano, nel padovano, a Vicenza, Bassano, Verona,
zona del Trevigiano. Ecco, noi andremo a collocare 7 corsi sicuramente in ognuna delle province del Veneto. Dirvi quali delle nostre sedi ENAIP vedrà la partenza di un corso OS, in questo momento, come potete immaginare, non lo possiamo fare perché dipende dalle indicazioni e dalle approvazioni della Regione. L'ultima cosa che dico, e poi lascio la parola, poi semmai vediamo tutte le domande, i voucher. I voucher saranno presenti anche quest'anno, lo è scritto in delibera, sarà un voucher sempre di 1.500 euro, viene ribadito che il voucher alla persona spetta solo quando questa persona ha superato il 90% delle presenze. Voi sapete che il corso OS è uno dei corsi in cui la presenza, sia per la parte teorica che per i tirocini, è molto elevata, è il 90%. Ok? Quindi ogni voucher viene assegnato alla fine del percorso formativo, non all'inizio. All'inizio del percorso ogni persona deve assumersi, sottoscrivendo un contratto, l'impegno comunque a versare nelle varie rate o attraverso i finanziamenti, la finanziaria, 1.800 euro. Ok, credo di aver detto tutte. L'ultima cosa. Domande su si farà in presenza o si farà a distanza? Allora, possiamo dire che viene confermato il numero di 205 ore in modalità asincrona. Cos'è la modalità asincrona? Ognuno di voi può decidere il momento della giornata, della settimana in cui collegarsi attraverso un link, seguire le lezioni, fare le prove di verifica conclusive su una scansione temporale dettata dal tutor, però collegandosi quando si ritiene opportuno. Questo è un dato certo. Non è assolutamente certo che le altre ore previste di teoria si facciano, come è successo in piena pandemia, a distanza. Il provvedimento dell'emergenza sanitaria decade col 31/12/2021, quello che succederà a gennaio non lo sappiamo, quindi in questo momento non siamo in grado di garantire che venga fatta in FAD l'80%, quindi informazione a distanza, l'80 e il 90% dell'attività formativa. Quindi è inutile chiedere ma si fa in presenza o si fa a distanza, perché non siamo in grado, nessuno di noi, la regione stessa, non è in grado di rispondere a questo quesito. Certamente delle 480 ore di teoria, 205 si possono fare non in presenza. Ok? Allora, io lascio la parola a Federica, la quale sarà molto più concreta di quello che sono stata io, nel senso che vi darà quella che è l'esperienza, vi racconterà quella che è l'esperienza che attualmente lei sta facendo, ponendo soprattutto l'attenzione ai punti di forza di questo corso, all'impegno, agli obblighi e all'atteggiamento che ogni corsista deve avere per un risultato finale positivo. Ok? A te Federica. Grazie, grazie. Buonasera a tutti, sono Federica Zamarco e sono appunto tutor senior e coordinatore per la provincia di Verona dei percorsi OS per ENAIP Veneto. Riprendo un po' quello che ha detto Marinella dal punto di vista dell'organizzazione del percorso dell'operatore sociosanitario. Gli step sono 3: selezione, formazione, tirocinio. La selezione non la decidiamo noi, nel senso che è una data appunto che ci viene indicata dalla Regione Veneto sia per il primo sportello che per il secondo sportello. Pertanto in tutti gli enti che avranno
che avranno appunto il corso di operatore sociosanitario, in quella giornata si svolgerà la selezione e anche l'orario di avvio del della prova di selezione è uguale per tutti gli enti che erogheranno il percorso di operatore sociosanitario. Ecco, la selezione come si svolge? Prevede una prova scritta e un colloquio orale. Una prova scritta che verterà principalmente su tematiche legate alla cultura generale, alla logica matematica, lingua inglese e alcuni quesiti legati alla figura dell'operatore sociosanitario. Qui nello specifico, nella prova scritta sono previsti 60 quesiti, 58 a risposta chiusa e 2 con risposta vero o falso. Credo che abbiamo anche degli esempi, Nicola. Ecco, questi sono degli esempi delle selezioni che sono state fatte nei precedenti sportelli della direttiva che abbiamo in essere in questo momento. Questo ad esempio è una domanda di logica matematica, individua il numero che segue logicamente 2, 4, 6, 8, 10 e quindi bisognerà indicare la risposta che si ritiene corretta. Questo è il quesito di lingua inglese. E anche qui bisogna sempre individuare la risposta corretta. Poi di seguito abbiamo una domanda di cultura generale, legata appunto in questo caso a chi è l'attuale Presidente del Senato, e poi un ultimo esempio è legato proprio alla figura dell'operatore sociosanitario. Ecco, per quello che riguarda la figura dell'operatore sociosanitario, magari ci chiederete se ci sono possibili consultare dei testi per i test, eccetera. In linea di massima, soprattutto per la figura dell'operatore sociosanitario, potete tranquillamente consultare anche il sito della Regione Veneto, che prevede uno spaccato rispetto a un esploso, rispetto a quello che sono le competenze, le conoscenze, le abilità che dovrà possedere l'operatore sociosanitario. Non si addentrano le domande molto nello specifico, perché poi ci sarà la formazione per questo. Ecco, sono dei quesiti abbastanza, come vedete, generici, tra virgolette, dove si può tranquillamente arrivare con un po' di intuizione, ragionamento, a quale potrebbe essere la risposta corretta. Io non vengo fuori. Prego. No, chiedevo solo perché non riuscivo a vedere la mia faccia, mi scusi dottoressa, Niente, la mia faccia nello schermo. E allora... Nessun problema, io posso continuare? Prego, mi scusi tanto. Grazie. Allora, questi sono poi i quesiti, insomma, che si troveranno nella prova di selezione, nella prova scritta. Chi supera la prova scritta andrà al colloquio orale. Il colloquio orale è un momento molto importante, perché per la commissione che presenzierà alla selezione è un momento per conoscere e approfondire anche le conoscenze del candidato. Si va a sondare principalmente con questo colloquio non tanto le conoscenze e le abilità rispetto alla figura professionale, ma le motivazioni alla scelta del percorso, quindi perché ho scelto di fare il percorso di operatore sociosanitario, quindi quanto è di interesse per la persona portare avanti un percorso che comunque è lungo, perché sono 1000 ore suddivise appunto tra formazione e tirocinio, che impegnano per un po' di tempo, insomma dagli 11 ai 12 mesi. La consapevolezza rispetto ai propri punti di forza e debolezza, comunque rispetto anche alla figura professionale, gli aspetti positivi e critici del lavoro, che sono importanti perché comunque il lavoro di operatore sociosanitario implica che si potrebbe lavorare per turni, quindi lavorare di notte, di pomeriggio, di mattina, oppure fare determinate attività che non sono consuete, nel senso si fa l'igiene alla persona anziana, si fanno determinate attività appunto che non sempre noi siamo abituati a fare nella nostra vita quotidiana alle altre persone, anche persone estranee.
E poi, cosa importante, l'eventuale limitazione alla frequenza del percorso sia di formazione ma anche di tirocinio, perché naturalmente faccio l'esempio più banale, i tirocini non sempre sono vicino a casa, cioè a 2 chilometri. Molto spesso succede che per la struttura sia magari a 10, 15, 20 chilometri rispetto anche di più a volte rispetto a dove la persona abita. E questa è una cosa molto importante, ecco, perché le strutture anche che poi vi ospiteranno hanno necessità di avere una certa costanza da parte vostra rispetto appunto alla frequentazione del tirocinio, che è un aspetto importante. Questo vale anche per la formazione, perché ci sarà un calendario con degli incontri prefissati dove potrebbero essere in presenza, potrebbero essere in FAD, causa Covid, questo al momento non sappiamo, possiamo ancora prevederlo, però come diceva Marinella c'è una presenza del 90% e è importante soprattutto per la vostra formazione, perché quello che stiamo vedendo nella nostra esperienza attuale di erogazione dei percorsi OS, che quello che premia dal punto di vista dell'esito positivo sia del percorso ma anche per la crescita della persona è proprio lo studio e la costanza, il senso di responsabilità rispetto al percorso intrapreso, perché ad oggi chi va in tirocinio, le strutture ci contattano e sono molto soddisfatte della preparazione che hanno i nostri corsisti. Questa è una cosa importante perché poi questo si ripercuote anche sul fatto che le persone molto spesso ancora prima di terminare il percorso hanno delle proposte lavorative. E mi addentro adesso invece nello spiegare un po' più in maniera approfondita l'aspetto della formazione e del tirocinio. Come aveva detto Marinella, il percorso prevede 1000 ore in totale, suddivise in 480 ore di formazione e 520 ore di tirocinio. Le 480 ore prevedono sia moduli di base che moduli professionalizzanti, e tra i moduli sono previsti e sono obbligatori con frequenza al 100% il modulo di sicurezza e il modulo di primo soccorso. Se non si frequenta al 100% questi due moduli, non si può andare in tirocinio. Questo è un punto di partenza. E naturalmente poi devono essere completati i moduli di base e gli eventuali moduli specifici rispetto al tirocinio che in avvio. Faccio l'esempio: se una persona deve iniziare con la casa di riposo, è naturale che alcuni moduli relativi all'igiene piuttosto che all'ambito dell'anziano e della cura personale devono essere completati. Per quello che invece riguarda la parte di FAD asincrona, sono 205 ore di FAD asincrona, noi le gestiamo tendenzialmente con Google Meet e con Classroom. E come funziona brevemente, proprio 2 accenni, poi insomma chi poi frequenterà i corsi OS avrà informazioni ancora più dettagliate. Noi carichiamo su questa piattaforma uno dei moduli di FAD asincrona dando delle scadenze per la visione dei link e per lo studio delle dispense e slide collegate con le relative verifiche previste. La persona, come diceva Marinella, si gestisce in autonomia, però in base alle scadenze che noi diamo, la visione dei link e lo studio e le verifiche intermedie previste. Poi, una volta raggiunta la nostra scadenza, noi convocheremo in plenaria gli utenti, i corsisti, per la verifica finale. Ok? Invece per quello che riguarda la formazione che viene fatta presso l'istituto, quindi presso la scuola professionale, è naturale che le lezioni in presenza o in modalità FAD in caso di Covid, i nostri docenti saranno a disposizione in base al loro incarico
per le lezioni, ma anche poi per approfondire determinate tematiche che non sono state chiare o che appunto si vogliono approfondire, e anche in questo caso vengono fatte le verifiche, delle verifiche valutative. Tutti i docenti che lavorano per quello che riguarda la parte di formazione in capo all'ente erogatore della formazione sono tutti professionisti che provengono dal comparto sanitario, sociosanitario e tecnici della prevenzione, psicologi o comunque altri docenti tecnici che potrebbero anche provenire dalle strutture presso le quali poi i corsisti andranno in tirocinio. Quindi abbiamo un grande supporto dall'azienda ospedaliera da questo punto di vista, dall'ASL di competenza, perché ci dà il personale, ci fornisce il personale, infermieri o medici per fare formazione ai nostri corsisti. Questo è sicuramente un valore aggiunto, perché poi chi entra in struttura ospedaliera entra sicuramente con una preparazione ad hoc rispetto appunto al contesto di riferimento. Passando poi ai tirocini, allora, in totale le ore di tirocinio sono 520, sono suddivise in 4 esperienze presso appunto le strutture sociosanitarie, 4 esperienze di tirocinio, un'esperienza di degenza di 150 ore, un'esperienza di residenza che sarebbe la casa di riposo RSA di 170 ore e poi 2 esperienze territoriali, ognuna di 100 ore, che possono essere o al centro diurno nell'ambito della disabilità, della salute mentale, dell'integrazione sociale e scolastica, delle dipendenze, oppure in assistenza domiciliare o in comunità alloggio. Ecco, come ripeto, appunto, per accedere al tirocinio, oltre a parte dei moduli professionalizzanti, bisogna comunque aver completato la frequenza dei moduli al 100%, in questo caso non al 90%, del modulo di sicurezza e il primo soccorso. Questi sono fondamentali. Ecco. Ecco, noi ci appoggiamo in generale alle strutture del territorio per quanto possibile, nel senso che i nostri corsisti, in base alla loro provenienza, si cerca soprattutto per la parte del territoriale delle case di riposo di cercare strutture a loro più vicine per quanto possibile. È naturale che non ci siamo solo noi, siamo tante strutture che erogano percorsi OS e quindi dobbiamo conciliare le tempistiche di tutti gli enti che erogano appunto la formazione OS. Ripeto, in questo momento io che sto facendo un po' le visite di tirocinio nelle varie strutture, ci stanno facendo molti complimenti per la formazione che stiamo dando e anche dal punto di vista dell'organizzazione, che è molto strutturata, in quanto magari essendo anche scuola abbiamo una certa visione abbastanza organizzata, mi ripeto, e quindi rispondiamo molto bene anche alle esigenze del territorio, nonostante la complessità che stiamo vivendo in questo momento. Con la precedente direttiva siamo in tanti enti e di conseguenza non sempre si riesce a incastrare un po' il tutto. Ecco. Sicuramente serve molta anche disponibilità da parte vostra, ma anche responsabilità e serietà, perché c'è una grande organizzazione dietro, un grande lavoro di organizzazione per cercare di organizzare appunto la formazione e i tirocini in modo da rendere il tutto più fluido possibile. Ecco. Poi spetta tanto a voi prendere appunto il percorso come una sfida, anche perché è un percorso impegnativo che richiede studio. Ecco, questo non possiamo negarlo, bisogna dedicarsi e studiare e impegnarsi. Federica, mi permetto io di fare la parte del diavolo e di chiederti dall'esperienza che tu stai facendo quali sono i momenti, le situazioni più
più complesse che tu come tutor hai dovuto gestire e come utente, come studente hai visto come difficoltoso? Allora, beh, sicuramente, soprattutto nelle strutture dove, penso alla casa di riposo piuttosto che la struttura ospedaliera, nel momento in cui le strutture danno dei turni con dei periodi abbastanza calendarizzati, perché, ripeto, non ci siamo solo noi, ci sono anche altre strutture, molto spesso capita che l'utente decide in autonomia di chiedere più volte anche il cambio turno. Allora, la struttura una volta accetta il cambio turno, 2 anche, dopo quando inizia ad essere una cosa costante perché uno non vuole fare la notte, perché uno non vuole fare il pomeriggio, perché uno vuole i weekend tutti liberi, è vero che non bisogna lavorare, la direttiva prevede insomma che non devono essere impegnati tutti i weekend, però a volte è capitato che ci fosse un weekend o 2 magari di seguito e alcuni utenti hanno chiesto che venisse più volte cambiato il turno, eccetera. La struttura è andata incontro molto spesso, però in alcune occasioni siamo stati contattati dicendo che siamo noi che dobbiamo adattarci alla struttura, non viceversa. Ecco, questo è un esempio. Poi in linea di massima, ripeto, almeno con i nostri corsisti, bene o male, la problematica è stata più che altro legata a questo. A volte è successo che magari durante l'esperienza ci siano stati dei comportamenti non corretti da parte del tirocinante e la struttura ci contatta direttamente, nel senso per o fissare un incontro o per farci presente la situazione e appunto o ci convoca o ce la fa presente in modo che noi facciamo un passaggio con il nostro cursista per vedere insomma se si riesce un attimo a sanare, a risolvere la problematica. Ecco. Però in linea di massima ecco, dobbiamo rispettare un po' le regole delle strutture, soprattutto penso alle strutture appunto della casa di riposo, della struttura sanitaria, che hanno una dinamicità e comunque hanno una modalità di lavoro al quale noi dobbiamo assolutamente adattarci. Ecco. Mi permetto di fare un'altra domanda, anzi un'affermazione. Prima non l'ho precisato. Questa DGR, lo dico soprattutto per le province di confine, diciamo così, province che confinano con altre regioni. La regione del Veneto non autorizza nessun tirocinio fuori regione, quindi tutti i tirocini debbono essere fatti presso aziende sanitarie del Veneto o strutture del Veneto. Questo per correttezza di informazioni, in quanto nella precedente DGR, soprattutto per le province di confine, era possibile anche andare a fare i tirocini in Trentino, per esempio, o in Friuli o in Emilia-Romagna. Non mi vengono in mente in questo momento domande, ma vedo che ce ne sono. Vuoi gestire tu, Nicola, la parte delle domande, conoscendo cioè, perché Nicola non si è presentato, ma Nicola Bettin è responsabile di un centro, del centro di Conegliano, del nostro centro ENEIP di Conegliano, dove in questo momento c'è in atto un corso OS, ma precedentemente le esperienze precedenti di Nicola sono state molto legate all'operatore sociosanitario. Anche Nicola, prima di diventare responsabile del centro Conegliano, è stato, fra le altre cose, un tutor senior di corsi OS, quindi li conosce molto bene e può indicarci quali sono, magari le ha già viste, le domande più interessanti. Mi permetto anche di dirvi che siccome siete un numero molto significativo e questo ci fa piacere, qualunque domanda
particolare a cui non siamo in grado di rispondere in questo momento, lascio il mio indirizzo di posta elettronica e vi prego di segnarlo, e potete scrivermi in qualunque momento. Vi risponderò io o i colleghi tutor delle varie sedi a cui io trasferirò direttamente la domanda. Un'ultima cosa, faremo anche un altro appuntamento, un altro webinar in cui i protagonisti saranno i formatori, cioè quelle persone che ha ben descritto Federica, saranno infermieri o medici che lavorano con noi da anni in ambito formativo, quindi i formatori che qualcuno di voi incontrerà nel proprio percorso formativo, e i quali tratteranno soprattutto di contenuti, perché l'OS negli ultimi anni ha notevolmente cambiato il proprio percorso formativo. È diventato un percorso formativo che, mi permetto io di dire, è molto sanitario, è molto legato agli... Voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico, c'è un grosso dibattito per far rientrare anche l'operatore sociosanitario tra le figure sanitarie. Questo sarebbe da un punto di vista anche contrattuale molto importante. Questo webinar sarà il 22 o il 23 di ottobre, sempre dalle 17 alle 18. Adesso mi taccio. Bene, allora prima di entrare e leggervi un po' di domande, insomma l'oretta, come dire, è passata, come diceva Marinella, i partecipanti siete in molti, siete più di un centinaio, quindi se non riusciamo a rispondere a tutto ho messo nella chat l'indirizzo mail di Marinella in modo che poi possiate farle eventuali domande. Io ci tengo, insomma, visto che Marinella mi ha un po' presentato e sui corsi OS ho la mia esperienza, io non faccio altro che confermare quello che ha detto Federica. Il corso OS è un corso impegnativo in cui bisogna studiare però bisogna anche dire che dà molte soddisfazioni, nel senso che è un corso, cioè, chi decide di intraprendere questa strada solitamente lo fa perché ha le idee chiare e sa dove vuole arrivare. Non possiamo però nascondersi dietro un dito e pensare che sia una passeggiata, perché è un corso che dura appunto un anno impegnativo, dove il consiglio che io mi sento di dare a tutte le persone che decidono di intraprendere questa strada è quello di dire: per questo anno la mia priorità è il corso, perché se la parte, diciamo, iniziale in cui si fa la parte di lezione è un po' più comunque leggera, perché comunque si fa lezione, noi facciamo prevalentemente lezione il pomeriggio, 3 o 4 pomeriggi alla settimana, e quindi è comunque gestibile. Però poi la parte di tirocinio è una parte assolutamente impegnativa. Non si può fare il tirocinio quando si vuole, questo Federica lo ha spiegato molto bene, ma la direttiva stessa della regione dice che il tirocinio non può essere saltuario, ma si deve accettare il turno che propone la struttura che vi ospita, che è una struttura che noi abbiamo individuato perché tra le strutture che sono comunque nel territorio, che si sono rese disponibili, ma che ci garantiscono anche una, diciamo, serietà del tirocinio che viene svolto. E questo è importante. Il turno, cioè, se uno decide di fare l'OS, è fisiologico della professione quello che ci sia un turno, perché quasi tutte le strutture prevedono un turno di lavoro. Quindi se già uno studente che fa il corso OS comincia a essere, passatemi il termine, schizzinoso, no, io il sabato sera no, e io una domenica no, forse la vera domanda è: sarà è la professione giusta per me? Perché poi quando io finisco il corso e ho la mia qualifica e posso operare e andare a lavorare, non avrò la possibilità di scegliere. Questo così, mi sentivo di darvi, insomma, questa ulteriore specifica. Allora,
infatti mi rallacciano a qualcuno che ha scritto con una faccina prima, quindi sarà una cosa impegnativa. Sì, è un corso, non è difficile, è impegnativo. Non ci nascondiamo anche dal fatto che spesso viene frequentato da persone adulte e che non è, magari da qualche anno, che non si siedono in un banco di scuola, e quindi un po' di ruggine, un po' di oliare il meccanismo per rientrare, diciamo, nel mood dello studente, bisogna darselo. Allora, c'erano un paio di alcune domande, alcune, insomma, Chiara chiede se il test di selezione sarà in presenza. Assolutamente sì. Quindi la selezione si svolgerà per i corsi del primo, diciamo, della prima parte, quelli che prevedono la selezione a dicembre, sarà in presenza. E poi stavo scorrendo le varie domande. C'è Omar che chiede se il corso è riconosciuto all'estero. Posso Risponde rispondere io? Marinella. Allora, premessa, dunque, questa è una qualifica professionale EQF3, che è un codice particolare riconosciuto a livello europeo. Allora, la qualifica è riconosciuta in tutto il territorio nazionale e in tutto il territorio della comunità europea, previa traduzione del titolo di studio. Noi abbiamo avuto situazioni di persone che lavorano in Francia e in Germania e con questa qualifica il titolo di studio deve essere ovviamente tradotto e assederato, come peraltro succede anche per coloro che studiano, che hanno studiato all'estero e richiedono il riconoscimento di una qualifica anche in Italia. Quindi sì. Approfitto per dire, avevo scorso una domanda, c'era qualcuno che diceva, ma io ho la terza media ottenuta in Italia anche da un cittadino straniero è un titolo di studio riconosciuto e non richiede pertanto né la certificazione B1 né la dichiarazione di valore. Qualcuno ho visto che ha chiesto anche cos'è la dichiarazione di valore. Allora, la dichiarazione di valore è un documento estremamente importante che però rilascia l'ambasciata italiana del paese di origine della persona. È un documento un po' particolare da richiedere per tempo e, come vi dicevo, ha delle regole particolari perché poi dipende molto da paese a paese, però è un documento assolutamente fondamentale. Quindi un cittadino straniero che però ha il diploma di terza media ottenuto in Italia, con quel diploma ha accesso alla selezione. Un cittadino straniero che non ha un diploma, una qualifica ottenuta in Italia, ma che ha studi fatti all'estero, ha la necessità di avere la certificazione di competenza linguistica B1 e la dichiarazione di valore. Queste erano alcune domande che avevo scorso. Sì, una delle domande, Cinzia ci chiede, sto già lavorando, ho dei crediti oppure no? Cioè il fatto che io sto già lavorando mi dà uno sconto sul corso a livello di frequenza? Allora, rispondo anch'io a questa domanda e magari voi due mi aiutate a integrare. No. Gli unici crediti riconosciuti dalla regione sono riferiti a persone che hanno fatto un percorso formativo quinquennale post scuola media legato a istituti che abbiano percorsi in ambito sociosanitario. Con questo diploma noi facciamo assieme alla regione l'analisi dei crediti, ma solo per questa tipologia di diploma. Sono riconosciuti dei crediti, quindi delle ore in meno che le persone possono frequentare.
Questo è l'unico caso. L'altro caso è di persone che per gravi e giustificati motivi sanitari, quindi un caso grave di malattia durante il percorso formativo, riconosciuto dalla regione attraverso certificazioni, per il corso successivo la persona può portarsi appresso i crediti acquisiti nel corso precedente. Sono casi molto particolari. Ecco, per chi lavora non è riconosciuto nessun credito. Le persone che lavorano devono frequentare completamente il corso. Esatto. Mi Sì, viene diciamo da... che chi lavora chiaramente deve trovare un modo per adattarsi al calendario del corso e quindi tra permessi, chiedere eventualmente permesso studio per la parte di lezione e poi eventualmente ci sono stati dei casi di persone che hanno preso un periodo di aspettativa per la seconda parte in cui ci sono comunque i tirocini, dove effettivamente non è solo una questione, secondo me, di organizzazione, ma fare comunque un tirocinio settimanale di 30-35 ore alla settimana è difficilmente conciliabile con un lavoro di altre 20-30 ore, perché non stiamo parlando di un periodo breve, ma stiamo parlando di un periodo che è di circa 6 mesi, quindi non è che uno dice per un mesetto e mezzo faccio uno sforzo e faccio eh, il tirocinio più magari lo abbino al lavoro. È un corso che è bello impegnativo, quindi chi lavora deve avere un po' di trovare il modo di adattarsi alle caratteristiche, diciamo, del corso. Posso intervenire io un attimo? Ho visto una domanda. Una persona con un'ernia alla schiena. Allora, io, nei due colleghi, siamo medici e quindi non possiamo dare rispetto a questo una risposta definitiva, perché l'ultima parola, la prima e l'ultima parola in ambito di sorveglianza sanitaria spetta al medico. Dico però una cosa, che un operatore sociosanitario ha spesso e volentieri dei presidi nel svolgere la propria attività, certamente ha un utilizzo, ha un impegno anche fisico rispetto alla propria professione. Quindi, sinceramente non saprei rispondere. È il medico che deve definire la gravità di questo tipo di problema e rilasciare o non rilasciare l'attestato, l'idoneità all'esercizio della professione. C'era una cosa legata al Green Pass. Durante la selezione, per la selezione è necessario il Green Pass. Attendiamo su questo le indicazioni della regione. Voi sapete che in ambito formativo, cioè se uno fa un percorso formativo, durante il percorso formativo non è tenuto a presentare e né noi possiamo chiedere il Green Pass. Paradossalmente, se uno viene a chiedere informazioni nelle nostre sedi, deve presentare il Green Pass. Certamente mi sento di dire una cosa: uno che intraprende questo percorso formativo deve avere la consapevolezza e saperlo per tempo, quindi mi viene da dire anche prima della selezione che il ciclo vaccinale è necessario, ma non perché lo chiediamo noi come ENEP, ma perché lo impongono tutte le strutture sociosanitarie che accolgono tirocinanti. Quindi è opportuno. Vi potremmo raccontare l'odissea che è stata, che abbiamo vissuto come organizzatori, come gestori, come formatori nei corsi degli ultimi 2 anni, 3 anni.
non c'è nessuna possibilità di entrare in una struttura, men che meno ospedaliera, ma men che meno casa di riposo, struttura per anziani, ma neanche nella territorialità, senza avere completato il ciclo vaccinale. Questo non mi stancherò mai di dirlo. Un'ultima cosa, forse mi sembrava di aver colto e comunque un elemento importante. Noi abbiamo tassi di occupazione di operatori sociosanitari qualificati che raggiungono il 97-98%. Quindi, come dire, è una professione sicuramente del futuro, è una professione in cui non è difficile, se si vuole, trovare lavoro, anche durante il tirocinio. L'ha espresso molto bene Federica. Io questa mattina, per dire, ho ricevuto richieste di operatori sociosanitari da 3 strutture importanti del Veneto. Noi non abbiamo l'abitudine di segnalare nomi alle società che ce li richiedono, ma di informare i nostri corsisti che queste strutture stanno richiedendo operatori sociosanitari, questo lo facciamo sempre. Come dire, uno che sa giocarsi bene il periodo di tirocinio ha buone possibilità di essere assunto nella stessa struttura. Ti faccio un paio di domande a Marinello, a Federica, poi Alex chiede se oltre al vaccino Covid sono previsti altri vaccini. Sì. Sì. Sì, sono previsti altri vaccini, però adesso non possiamo sapere quali perché dipenderà dal medico competente, nel senso quando faranno la visita medica prevista dalla direttiva, prima faranno gli esami del sangue, poi la visita medica e il medico competente dichiarerà gli eventuali vaccini mancanti che potrebbero essere l'epatite B, la rosolia, l'antiparotite, eccetera. Però questo, finché non fanno gli esami del sangue previsti, non lo sappiamo, ecco. Completo l'informazione dicendo che gli esami del sangue previsti non li decide ENAIP Veneto, ma li decide un decreto della Regione, il decreto 90, della Direzione Prevenzione e della Direzione Sanità, che ha espressamente indicato quali sono gli esami del sangue obbligatori da fare. Tutt'al più rispetto a quel decreto 90 si aggiunge, dopo la problematica Covid, quello che vi ho detto rispetto al vaccino Covid. Quindi non è una decisione nostra, è un decreto della Regione che indica l'elenco degli esami del sangue e degli esami strumentali da fare. In base ai risultati degli esami, il medico dice cosa è necessario integrare e cosa non è necessario integrare. Vediamo se c'è qua. Ultima domanda, Luigia ci chiede se una persona mentre fa il corso in presenza prende il Covid, come viene conteggiato rispetto al 90% di obbligo di presenza? Questa è una domanda molto interessante a cui però noi dobbiamo rispondere in una maniera, come dire, brutale. Perde se non si può interrompere il percorso formativo programmato, quindi la persona rischia di perdere le attività in presenza. Cosa diversa invece è durante il tirocinio. Noi potremmo indicarvi purtroppo le decine e decine di persone che in tirocinio, soprattutto nella prima fase, penso a marzo, aprile, maggio, giugno del 2020, in tirocinio hanno preso il Covid. Lì c'è la sospensione obbligatoria, preso il Covid nelle strutture di tirocinio,
e lì viene interrotto il tirocinio e si riprende nel momento in cui c'è la guarigione. Durante la parte teorica il Covid non è come tante malattie, attenzione, attenzione, perché quando si parla di riconoscimento di crediti devono essere gravi e giustificati motivi che ti fanno interrompere il corso perché la regione prenda in considerazione i crediti. Vi assicuro che in molti ci hanno provato a farsi riconoscere i crediti, ma su questo la regione fa un'indagine estremamente seria ed accurata. Questo ad oggi. Se poi il Covid dovesse diventare un elemento per far cambiare la DGR, ad oggi questo non lo è. Domani non lo so. Bene, io direi che la nostra ora è passata. Sono le 6:10. Ricordo a tutti che un paio di cose: se ci sono altre domande o se non abbiamo risposto a tutte le domande, nella chat ho lasciato prima la mail di Marinella Pellizzari, alla quale potete indirizzare eventuali quesiti. Risponderà, come diceva, o lei o girerà le domande a dei colleghi che vi risponderanno. Tra un paio di giorni, tempo tecnico diciamo di realizzare il filmato, il webinar sarà disponibile nel nostro canale YouTube. Vi ho messo l'indirizzo, questo per chi se lo vuole rivedere, per chi magari non sentiva bene, per chi è arrivato un po' in ritardo e non è riuscito a vederlo tutto completo. Io ringrazio Marinella e Federica che insomma ci hanno spiegato in maniera molto chiara come è strutturato un corso OS. Ringrazio tutti voi perché comunque anche a questo webinar, come quello dell'altra volta, eravamo più di 100 partecipanti e vi do insomma da rivederci al webinar di fine ottobre. Appunto poi vi diremo di preciso se sarà il 22 o il 23, che sarà tenuto da, come diceva prima Marinella Pellizzari, da alcuni docenti dei nostri corsi OS, e quindi andremo un po' più nel dettaglio a vedere i contenuti della parte di lezione spiegati da docenti che sono esperti del settore, che lavorano nel campo, perché come diceva prima Federica, tutti i nostri docenti provengono dal mondo del lavoro, delle case di riposo, degli ospedali, delle varie strutture comunque sanitarie del Veneto. Buonasera a tutti e alla prossima. Grazie, buona serata a tutti. Buona serata e alla prossima occasione. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.